tagliare taglia. No, non ci rendiamo mai conto, se non partiamo mai, non partiamo. Sì, sì. Lavoriamo, mi tolgo anche la... Comincio ad avere caldo già adesso. Vai in appoggio. Caricare allineato ultra 120 che è questo. C'era la bandella piegata sotto. Sì, no, quella è trasparente. È segnalata qui a monitor. Perché è finita sotto una bandella di quelle trasparenti, per cui si è piegata. Adesso c'è un errore, lo risettiamo. Paolo, è saltato il termico. Torniamo un attimo senza far ripartire per dare un po' di informazioni su quello che sta facendo la macchina, che dopo aver tagliato le fasce laterali, cioè quindi i tagli longitudinali delle fasce, chiede come informazione di carico di caricare allineato a sinistra un foglio, quindi di spessore del materiale di un foglio di dimensioni 563x2002, che sarebbe la larghezza di quella fascia che deve poi tagliare sul trasversale. Il LED lampeggiante ci dà l'informazione che sta attendendo per chiudere le pinze e per proseguire con il lavoro, sta attendendo appunto che venga posizionata quella striscia. Durante il taglio di questi pezzi, siccome il taglio trasversale completa di fatto un pezzo, cioè prima il pezzo viene tagliato longitudinalmente e poi trasversalmente chiude la misura e fa un pezzo, si vede che a video viene visualizzata una preview dell'etichetta che verrà stampata per quel pezzo, che si può applicare sopra e che cambia man mano che i prezzi avanzano. Allo stesso modo c'è nella parte destra dello schermo la visualizzazione di come sta procedendo il taglio e quindi di come si sta completando lo schema. Ora è finita anche questa fascia. Caricare allineato a sinistra un foglio di 8,63x2002, che è la successiva fascia laterale, qua.
diamo la conferma del caricamento. È finita sotto di nuovo. Di nuovo. Deduco che sia tarata male a livello dei sensori. Ci sono 2 sensori in canale doppio, quindi una sicurezza a doppio canale, e sono proprio al limite, è troppo sensibile, per cui rileva la minima differenza di spessore sotto la lama. L'informazione che ci viene fornita adesso a video è quella che sarà la fase successiva di taglio, perché di questo schema vengono fatti 2 fogli e l'informazione del carico da tavolo allineato a destra è di fatto un'informazione che ci dice che la macchina è già pronta per tornare a caricare posteriormente, cioè da tavolo. Questo perché le fasi della macchina sono divise a blocchi e quindi questa parte in alto è trattata singolarmente come se fosse una macchina a sé stante. È pronta già con il programma che segue per andare in esecuzione. Una volta che questa striscia avrà finito di essere tagliata, lo spintore già partirà per andare a caricare, quindi anticipando poi i tempi di lavoro. Infatti adesso sta andando. Come? Stava andando a caricare Sì. materiale. Vogliamo fare No, sì, penso di sì. Spegni la lama. Siamo partiti già tagliando, ma volevo farvi un attimo una premessa di come è nato questo progetto di questa interfaccia qua. Diciamo 2 o 3 mesi fa più o meno siamo andati da un cliente a vedere un impianto, quindi una linea che aveva una sezionatrice angolare e uno scaricatore automatico che aveva, come aveva questa macchina qua, un'interfaccia di G-Drive DOS, e c'è ancora perché quella macchina è ancora lì, quell'impianto è ancora esistente. Da lì abbiamo visto la possibilità di aggiungere al normale, me lo sono scritto retrofit perché quella parola non mi viene mai, al normale retrofit, che è meccanico, elettrico, elettronico, la possibilità di fare un retrofit anche della parte dell'interfaccia, quindi di aggiungere la possibilità di sostituire il G-Drive di queste macchine che sono G-Drive DOS, ma macchine che hanno una caratteristica fondamentale rispetto alle macchine di adesso, che sono molto solide e che hanno quindi una struttura fisica che vale la pena di recuperare in toto perché dà una garanzia di taglio decisamente buona, e di dare la possibilità appunto di sostituire questi controlli ormai datati con un'interfaccia nuova, che è quella che vedete nello schermo, un'interfaccia nuova che è stata costruita a moduli proprio per poter essere utilizzata in diverse linee, diversi impianti. Abbiamo cominciato con una macchina, quindi monolama, che in realtà è costruita solo da 2 blocchi. Quello che vediamo il blocco principale è la macchina di taglio e poi c'è un'altra che noi chiamiamo, tutti questi blocchi li chiamiamo comunque macchine, la macchina di carico che sarebbe il tavolo elevatore. Tutte queste sezioni, tutti questi oggetti della macchina sono appunto costruiti in maniera tale che possono essere assemblati e quindi che questa interfaccia qui possa essere poi strutturata ed applicata ad altri retrofit, a retrofit di impianti fatti di diverso tipo, quindi anche con uno scaricatore automatico, un sequenziatore per lo scarico,
e così via, come era quell'impianto che abbiamo visto. In più questa interfaccia ci dà appunto la semplicità di vedere in un'unica pagina tutte le informazioni che riguardano il taglio e il progresso del taglio. Quindi abbiamo la lista di esecuzione, che sono tutti i programmi che sono in esecuzione in questo momento, il programma stesso che è in lavorazione, che se clicchiamo sopra ci fa vedere per ogni istruzione di taglio che cosa riguarda quell'istruzione di taglio nel taglio stesso, la parte del layout della macchina con delle informazioni dinamiche che sono di fatto dei collegamenti con i segnali stessi della macchina, che ci dà direttamente lo stato elettrico della macchina, le velocità, le posizioni, un'informativa per l'operatore per far sì che l'operatore sappia in ogni momento cosa deve fare e cosa sta succedendo, e poi lo schema in lavoro e lo schema che viene costruito man mano che viene tagliato di fatto il materiale. Oltre a quello appunto c'è anche la preview della stampa etichetta. Questa preview della stampa etichetta è costruita in maniera tale che di fatto l'operatore se la può fare ex novo direttamente da un editor etichette che potremmo fornire anche noi direttamente, che è collegato alla macchina stessa, quindi con la possibilità di costruirsi una preview con le informazioni che vuole, quindi con tutte le informazioni che vuole, con degli dati esterni e con appunto le informazioni necessarie poi al proseguo della produzione di questo taglio. Quello che stiamo vedendo è l'ottimizzatore che si può abbinare alla macchina, all'interfaccia. L'interfaccia di per sé ha una base dati che è basata su SQL Server della Microsoft, che comunica direttamente con l'ottimizzatore e con altri software di nostra produzione. E quindi direttamente quello che abbiamo visto noi prima in taglio era questo schema qui, che è direttamente stato fatto dall'ottimizzatore ed è entrato in produzione diretta sulla macchina. La macchina comunque non ha bisogno l'interfaccia comunque non ha bisogno di un ottimizzatore, perché ha al suo interno anche un editor di tagli, quindi un editor di schemi che ci permette di costruire il nostro schema, diamogli una misura che corrisponda al materiale, spessore 8 mm, un livello di taglio gli diamo 600, 3, taglio trasversale 4,50, 5 tagli, ci fornisce un'informazione di qual è la misura che rimane, possiamo dare il numero di ripetizioni, se il pezzo è rotato, se è un pezzo, se è un rifilo, e così facciamo, stiamo di fatto costruendo uno schema che può essere mandato direttamente in taglio. Diamo un nome, tanto il solito test, lo schema viene visualizzato sotto ed è direttamente disponibile per poter essere messo in lavorazione. Quindi la macchina, l'interfaccia ha anche questa informazione qui. Oltre a questa ovviamente ha tutti gli altri passi che sono i classici funzionalità, che possono essere i movimenti manuali di spostamento. Ogni volta che noi entriamo in questa pagina automaticamente automaticamente viene messo la macchina in manuale, quindi entra già in esecuzione automatica di tutti questi comandi che possono essere costruiti. Quello che vediamo è una finestra che al momento ha 7-8 comandi disponibili, perché appunto stiamo parlando di una macchina semplice, tra virgolette, che è una monolama, ma pensando al fatto che questa interfaccia possa essere utilizzata su linee e impianti, tutta questa
diciamo così, gestione di comandi automatici, basta buttare sui comandi e comandare una qualsiasi parte di una linea, perché sono fatti in maniera tale che sono abbinati alle singole macchine. Lo vediamo che è strutturato per macchine anche dalla lista dei parametri. Come vediamo qui, i parametri sono divisi per varie possibilità di sezionatrici, quindi pensando ad un angolare che ha un taglio trasversale e un taglio longitudinale, o a una macchina come il TE, che chiamiamo TE il tavolo del lavoratore, e qui è un albero che si va a riempire di macchine, di oggetti, man mano che appunto andiamo a gestire, che sia un angolare, una monolama, una linea fatta di diversi oggetti. Quindi, vai, volevi dire qualcosa? C'è anche da evidenziare il miglioramento di tutta quella che è la parte di diagnostica, nel senso che per il momento abbiamo introdotto un bel numero di allarmi e di warning, che sono tutte indicazioni che vengono date all'operatore nel momento in cui qualcosa va storto. Prima per esempio abbiamo visto che a causa di una regolazione troppo sensibile della barra antischiacciamento è intervenuta, la macchina si ferma, in questo caso trattandosi di un allarme, e viene evidenziato qui nella pagina principale in rosso appare l'indicazione. In questione, sì. Ma ci sono anche altri stati che magari nelle macchine più vecchie sono un po' carenti, ma qui stiamo implementando sempre di più la diagnostica, perché abbiamo capito che è molto importante, quando la macchina si blocca, dare l'indicazione di che cosa sta succedendo, perché spesso l'operatore non sa cosa fare, dice la macchina è bloccata, la prima cosa che gli viene da fare è alzare il telefono e chiedere cosa è successo. E noi cerchiamo appunto di sviluppare il più possibile questa diagnostica, dando l'indicazione di allarmi e di quello che sta facendo, e in più vede anche quello che sta facendo la macchina e i vari oggetti della macchina, perché costantemente ogni passo della macchina riporta una informazione relativa a quel passo. La parte di sinottico è una parte che ha degli oggetti in movimento. Attualmente vediamo la posizione reale dello spintore, e c'è anche se si vede poco, la posizione della lama qui in piccolino in rosso. Quello per avere un po' l'idea di dove sono gli oggetti in movimento in questo momento. Quindi i comandi sopra sono, sopra sono la possibilità di mettere appunto con la pen job la possibilità di mettere in esecuzione le commesse che sono state create vuoi dall'editor o dall'ottimizzatore, che può essere anche un ottimizzatore di terze parti, messo comunque ci sono tutta la lista degli oggetti, e ci dà la possibilità di mettere in esecuzione questi oggetti ricalcolando i rifili, cioè i rifili stessi che vengono fatti in testa o in coda possono essere o presi direttamente da come uno li ha editati, oppure ricalcolati automaticamente da questa funzionalità qua, che si abilita qui, gli si dice l'informazione di quanto millimetri di rifilo si vogliono fare, lasciare in testa o in coda, e va in esecuzione. E l'altra operazione che viene fatta, adesso facciamo un lavoro di questa, è mettere direttamente quando si lancia una commessa, abbiamo la possibilità di definire come la vogliamo lavorare, quindi se con il carico anteriore, che è la prima opzione, col carico posteriore se è disabilitata, con gli allineatori laterali inseriti o con l'allineamento frontale, l'altezza del pacco, cioè informazioni di lavoro che vengono attivate alla sessione di taglio. Altre operazioni che sono qui visibili sono appunto il passaggio da manuale in automatico e il reset delle operazioni. Poi c'è anche una diagnostica che ci dà per l'appunto la possibilità di vedere se ci sono manuali errori separati per macchine, quindi a seconda di quanti sono appunto i nostri oggetti nell'idea generale, vengono fuori qui di fianco tutti quegli allarmi relativi alla macchina. Facciamo qualche esempio: lasciala aperta la finestra, che così, oppure lasciala chiusa, che così facciamo vedere che qui in basso
appaiono gli allarmi e i warning ultimi intervenuti. Quindi quando entra un warning, ad esempio, banalmente, se io fermo la macchina e premo, no, anche senza premere emergenza, già mi appare il warning di macchina non in marcia, quindi Macchina non in marcia, banalmente macchina non in è marcia. ferma. Viene, essendo l'ultimo entrato, appare qui, però entra anche nella lista assieme a tutti gli altri allarmi o warning eventualmente presenti. Se premiamo emergenza, la macchina mi segnerà allarme, emergenza premuta ed entra nella lista degli allarmi presenti. Come anche per esempio la barra di prima. Premo la barra e appare l'allarme barra rossa. Barra giusto? rossa antischiacciamento intervenuta. Quindi abbiamo una diagnostica che è nella parte principale definita di impianto, quindi ha tutti gli allarmi visibili appena si entra nella pagina, oppure si può entrare nelle varie singole macchine e vedere della sezione della macchina quali sono gli allarmi. Esatto, gli allarmi che sono specifici di una determinata sezione. Adesso qui è facile perché ne abbiamo 2 delle sezioni, quindi non si scappa più in là di tanto, ma quando ci sarà un impianto angolare con n macchine in movimento, uno almeno ha la possibilità di discriminare e filtrare dove è apparso l'allarme o l'avvertimento. Un'altra cosa che vediamo è anche la possibilità di vedere direttamente quelli che sono gli ingressi e le uscite della nostra macchina, quindi andando a vedere per ogni voce qual è l'ingresso attivo in quel momento. E vediamo che leggiamo sotto, quindi sezione, questo cos'è? FC sta per? Questo fine corsa indietro del carro lama indica lo stato di un fine corsa che si trova qui. Quando il carro lama arriva in questa posizione tutta arretrata, il fine corsa la video commuta. Sì, questo per dire appunto che c'è un occhio particolare a tutta la diagnostica relativa alla macchina e all'impianto in sé, quindi, perché questi sono tutti gli ingressi e uscite delle entrambe le macchine. Sì, esatto, direttamente accessibili da monitor anziché dover entrare nel quadro elettrico, aprire il quadro, guardare il PLC, sapere l'ingresso a cosa corrisponde. Qui abbiamo già una panoramica completa. Tra l'altro come plus abbiamo su questo PLC, che è un Siemens 1200, quindi la versione piccolina della famiglia dei Siemens, abbiamo comunque anche un web server integrato e questo web server è accessibile da un normale browser collegato sulla rete locale. Quindi da qualsiasi PC, ad esempio il mio l'ha collegato in rete, ma anche lo stesso PC di macchina, se andiamo sul PC di macchina e apriamo il browser, vediamo che la CPU della Siemens risponde all'indirizzo 192.168.02. Eccola qua. Se entro nel dettaglio posso trovare delle informazioni che di media non dovrebbero servire, di sicuro non all'operatore, però al manutentore in caso di guasto intanto viene evidenziata per esempio un buffer di diagnostica, quindi il manutentore che fosse chiamato a capire perché la macchina non va si trova proprio delle indicazioni della casa madre, queste sono date dalla Siemens e sono pronte, disponibili qua, capisce se ci sono degli errori, degli eventi entranti, uscenti, in questo caso non c'è nulla se non le segnalazioni di normalità e di buon funzionamento della CPU, però comunque c'è un'indicazione. C'è la possibilità anche di visualizzare delle variabili specifiche, se si conoscono le variabili che si vogliono andare a monitorare, basta scrivere il loro nome in questa tabella e appare lo stato delle variabili, quindi uno stato true, false, un valore, un conteggio di un encoder, qualsiasi cosa sia dentro a PLC può essere controllata da qua. Poi, sempre sul display di macchina, abbiamo banalmente installato anche i disegni dello schema elettrico. Qui dentro i documenti abbiamo lo schema. In questo modo, anche se non si reperisce qualcosa di informazioni nella tabella che abbiamo visto prima degli ingressi e uscite, qui troviamo sempre tutto il cablaggio, vediamo l'impianto elettrico della macchina. Abbiamo collegato, come vedete, anche una stampante che
stampava quello che era poi il preview dell'etichetta che usciva qui. Quanto? Questo è quanto, diciamo, l'interfaccia è molto semplice dal punto di vista, diciamo così, di quello che si vede, che è quello che abbiamo cercato di fare, nel senso di dare le informazioni a video il più possibile complete in tempo reale e senza aggiungere altre particolari funzionalità. Ciò non toglie che sotto comunque ci sia una struttura e un database di appoggio che è decisamente complesso e che insomma è potente, quindi non è da poco. Niente. Finiamo qui. Certo, se avete domande. Microfono. Credo che interessi anche un aspetto. I PC si rompono. Qualora si rompesse il PC, la manutenzione, sostituzione, ripristino, credo che abbia tempi brevi. Perché quello poi, il problema è che quando tutte le robe funzionano, quando non funzionano bisogna intervenire. I tempi, credo, da quel che ho capito, per assicurare tutto. È proprio quella di fornire componentistica standard, il più standard possibile. Quindi qua abbiamo lato PLC e dentro quadro uno dei PLC più commerciali che si possano immaginare. Il Siemens 1200 lo si trova oramai anche su eBay, lo compri dappertutto. Tutto aperto, software ovviamente monitorabile dall'operatore, i manutentori possono collegarsi al PLC ed entrare in diagnostica, vedere gli stati nel caso ce ne sia bisogno per capire se qualcosa non funziona bene. E lato PC, anche qui abbiamo uno standard su Microsoft Windows 11. L'interfaccia di per sé viene fornita con un file di setup che di fatto installa sia il database che l'interfaccia stessa, quindi in un unico file l'installazione viene fatta in pochi minuti. Esiste anche una procedura che adesso vedremo agganciata comunque a quest'altra interfaccia, ma chiudiamo questo, di backup e questo qui lo vediamo, backup e restore del database, quindi una volta fatto il backup, l'importante è avere un backup, perché all'inizio verrà fornita con un backup, in un attimo si fa il ripristino, è una funzionalità automatica che ripristina l'intero database e l'intera configurazione della macchina. Quindi diciamo che dal punto di vista dell'interfaccia, reinstallare l'interfaccia richiede 5-10 minuti. Perfetto. Quindi su un altro PC. Io sicuro, non so fare. Molto spesso lavorando con macchinari aprono un ticket. Più vicino. Aprono un ticket, passa un giorno, 2 giorni, 3 giorni. Qua mi sembra di capire che in poco tempo si reinstalla, si può ripristinare tutto, ecco. Quindi è molto importante per me questa roba qua. Su un PC nuovo si reinstalla in 10 minuti. Grazie. Si collega automaticamente. Altre domande? Beh, certamente. L'ottimizzatore che state vedendo si chiama Optimo, viene fornito da noi come SPY, ditta che fa questa interfaccia. È un ottimizzatore che anche questo si basa sullo stesso motore del database e che ci dà la possibilità di gestire magazzino materiali, magazzino bordi, magazzini di pezzi. Ci dà, quindi qui stiamo vedendo per esempio una lista di formati di magazzino su cui possiamo andare a fare delle ottimizzazioni, ci dà la possibilità di interfacciarsi direttamente o importare da un foglio di Excel o un CSV o da tabelle di SQL Server
di frontiera, chiamiamole così, cioè tabelle che forniamo a chiunque voglia interfacciarsi, gli forniamo documentazione per appoggiare i propri dati a queste tabelle per essere importate e caricate. Per creare una commessa è molto semplice, basta dare un nome a una commessa, inserire un pezzo, la misura che si vuole tagliare, selezionare la tipologia di materiale che si vuole utilizzare, diamo una quantità di pezzi da produrre, facciamo 2 pezzi così per vedere, si va nella pagina dei risultati, salviamo questa commessa, la ottimizziamo e otteniamo il primo risultato naturalmente con i parametri che ci sono attualmente impostati. Faccio notare subito che sull'interfaccia questa commessa che ho chiamato AFFF è già disponibile per poter essere utilizzata. Quindi c'è un'interazione diretta fra i magazzini dell'ottimizzatore nostro e l'interfaccia stessa di lavoro. Su questa commessa poi si possono fare un sacco di cose, c'è un editor manuale per poter fare interventi diretti, ci sono le informazioni dei risultati, quindi quanti fogli usati di materiale, dei formati di materiale, i pezzi che sono stati ottenuti durante l'ottimizzazione, delle statistiche generali e si possono stampare dei report, anche qui direttamente con tutte le informazioni relative a questa commessa, con della presenza dei pezzi e se andiamo a vedere nel dettaglio anche una pagina con tutti gli schemi o una pagina unica per schema con tutte le informazioni relative a quello schema stesso, quindi la percentuale di scarto, quanti fogli sono stati usati, di che misure e così via. Questo naturalmente si può sia esportare in qualsiasi formato disponibile, quindi PDF che sia o documentazione XLS, doc e così via, oppure si può mandare in stampa ovviamente come un qualsiasi report. Ci sono varie utility di gestione anche dell'editor etichette che abbiamo visto prima, che ci permette di creare quell'etichetta che ci fa la preview oppure altre etichette. Non so, questa era un'altra che era in prova prima, con varie potenzialità di aggancio anche qui, con la possibilità di gestire diversi tipi di barcode e di informazioni. Le informazioni che possono essere stampate nell'etichetta sono le classiche, cioè quelle della misura del pezzo e delle misure del materiale, più altri fino a 36 campi liberi che il cliente lo può inserire manualmente o automaticamente attraverso appunto l'import che vi ho fatto vedere prima, cioè qui ci sono i 36 campi che uno può inserire su un formato colonnare classico con una tabella tipo Excel. Poi ci sono altre informazioni che sono quelle che sono legate all'utilizzo di questo ottimizzatore con la produzione che è stata fatta, la programmazione settimanale, quelli che sono i materiali in esaurimento e così via. Questo in genere è, diciamo così, la base del nostro ottimizzatore. Naturalmente ci sono molte altre funzionalità di collegamento e di gestione dei dati che a richiesta si possono anche vedere, insomma. Bene, se non ci sono altre domande, prego. Le etichette escono pezzo per pezzo oppure c'è una configurazione sulla quantità? C'è la configurazione. Cioè io faccio 100 pezzi e mi esce un'etichetta per ogni pezzo? Si può selezionare diverse modalità di stampa etichette che sono per pezzo, per pacco, cioè ad ogni pacchettino che esce un'etichetta, per pila, fornendo l'altezza pila, e per metro cubo, volendo anche, quindi
ogni tot metri cubi c'è un'etichetta che si può applicare. Grazie. Prego. Si può utilizzare solo per il legno o anche per altri materiali? Domanda lecita, effettivamente. Allora, Given tradizionalmente nasce come macchina per tagliare il legno, però in 60 anni di storia le abbiamo viste applicate in ambiti diversi. Ad esempio, uno per tutti, perché la conoscete sicuramente qua in zona, Luxottica. Luxottica taglia la plastica per fare le barre e le montature degli occhiali. Altri ambiti, abbiamo avuto altre plastiche per altri impieghi, alluminio in alcuni casi, e poi cosa ti viene in mente? È vero, Knauf, cartongesso, per cui insomma tutto quello che si può tagliare. Sì. Anche, interessante, effettivamente abbiamo prodotto alcuni anni fa una linea in Portogallo per tagliare appunto le stelle che servivano poi per fare i tappi del famoso liquore portoghese, il Porto, Sandeman mi sembra che fosse, quindi sì, anche sugherite. Altro? Vai, Alessandro. Qua andiamo un po' sul tecnico perché diciamo, io vengo da un'azienda Master Profili che abbiamo già gli impianti di sezionatura, quindi Abbiamo già una storia. abbiamo già una storia alle spalle. Voi proponete questo software, se dovete puntare diciamo, le prime caratteristiche per dire da quello che avete già passate a questo, dove puntereste il dito? Se potete spendere qualche parola in più, insomma, ecco, su dove volete puntare come miglioria, insomma. Beh, la prima cosa che ho detto prima è appunto che questa è un retrofit, quindi di fatto andiamo a sostituire interfacce che sono anche datate, quindi che avevano i limiti, le potenzialità di allora, ma che sono limiti di adesso, cioè quindi anche la stessa gestione delle etichette generalmente sull'interfaccia ad OS era difficile da trovare del G-Drive, della G-Ben, se non erro quasi impossibile. Quindi quella è già una caratteristica che dà in più. Poi le caratteristiche in più è anche quella di dare dei collegamenti informativi verso, per esempio, MES, di poter essere collegata a altri software di attuale generazione che quindi ci danno l'accessibilità al mondo di oggi, insomma, rispetto a quello che era quello di allora. Perché questo di base, l'oggetto è che questo è un retrofit, cioè è un rimettere a nuovo una macchina massiccia per i tempi di allora e anche per adesso, che quindi con caratteristiche di lavoro decisamente ottime, e rimetterla in funzione con software, elettronica e hardware rimessi a nuovo per funzionare per altri 20 anni. Quindi è una cosa decisamente importante. Ci sono diversi software che si possono collegare a questo, dai cabinet, dai MES come ho detto prima, ottimizzatori, CAD, CAM, che si possono attaccare a questo. Questo che vediamo è un'interfaccia che sembra molto semplice, ma di fatto, appunto, avendo sotto tutti gli spinotti per poter essere collegata al mondo di oggi, ci dà la possibilità di gestire tutto quello che sta sul mercato. Dentro in un ambito ovviamente di un'azienda, no? Prendiamo un'azienda che produce mobili su misura o cose appunto un po' particolari, voi sareste in grado di partire dall'ufficio, da quello che intendo, predisporre praticamente con i vostri pacchetti un'esplosione, una creazione diciamo di quello che è il mobile, scompattarlo e mandarlo in esecuzione alle varie macchine? Guardo
Sì, sì. Guardo il mio collega perché sicuramente è più... Diciamo che l'ottimizzatore si collegherebbe direttamente al cabinet, quindi il cabinet che serve a progettare gli elementi di arredo, ok? Può creare i programmi per il centro di lavoro, la lista di taglio per l'ottimizzatore, con tutti i dati per il tracciamento dei pezzi, quindi le etichette. L'ottimizzatore ottimizza attraverso i dati generati dal cabinet, quindi il flusso dati è cabinet, ottimizzatore, sezionatrice, etichetta, programma per il centro di lavoro, barcode sull'etichetta stampata dalla sezionatrice, quindi tutta la vita del pezzo sul flusso produttivo è generata, dal cabinet e poi attraverso l'etichetta si propaga a tutte le aree di lavorazione. Quindi sezionatrice, bordatrice, centro di lavoro, imballaggio, spedizione. È tutto integrato, come ha detto il mio collega Tiziano, attraverso di fatto un database e dei dati che corrono attraverso appunto la rete aziendale generati dal cabinet o o anche da un qualsiasi gestionale, un ERP. Quindi c'è un flusso dati che corre sotto, che attraverso dei canali arriva a tutte le aree di lavoro. Quindi è tutto predisposto, diciamo. Non è facile perché ci vuole istruzione, organizzazione e know-how anche di chi progetta. Perché poi diventa tutto automatizzato, cioè l'errore fatto a monte si propaga a tutte le aree di lavoro. È un meccanismo che per esperienza vedo va oliato, ha dei tempi di acquisizione che si possono risolvere nell'arco di qualche mese. L'importante è crederci, ecco, per tutti, per chi lo acquista, lo utilizza e anche chi lo vende, chi lo propone. Sì, ovviamente ne abbiamo già di questi Sì, sistemi in piedi che funzionano egregiamente. E poi c'è appunto il MES che potrebbe essere collegato alla sezionatrice, anche in vista di integrarla in un progetto di Industria 4.0, quindi andare con retrofitting anche a ottenere quei benefici non so, c'è ancora il bando, credo, per una percentuale non grande, ma so che adesso è entrata al 5.0 di fatto. Sì, che non c'entra niente, però c'è ancora una percentuale che riguarda l'industria 4.0. Quindi anche il MES può collegarsi appunto all'interfaccia macchina e riportare attraverso un server i dati, un serverino che viene messo lì, interroga la macchina, i dati di produzione all'ufficio. E diciamo, in ufficio si vede i pezzi che produce la sezionatrice, i tempi di lavoro e è possibile poi ottenere anche i report sul periodo, quindi per controllare i costi preventivi, i consuntivi e quant'altro. Quindi sono tutti software che si potranno agganciare grazie appunto a queste... Al fatto che la base dati è la stessa per tutti i software. Quindi è già predisposto per questa logica di lavoro. Sì, credo che sia stato fatto un bel lavoro, bravi a tutti. Io non c'entro, loro. Grazie. Grazie mille. No, giusto per chiudere, per completezza, la macchina ovviamente è dotata anche di un router VPN che ci permette di raggiungerla da remoto, collegandosi sia al PC che al PLC come se fosse collegati localmente. Qui per esempio il mio PC è collegato alla macchina ora in locale, forse lo vedete sugli schermi, vedete che riesco a visualizzare i programmi di base, i blocchi che consistono, che controllano le varie parti di macchina e vedo gli stati di ogni elemento.
E questa cosa qui, come sono collegato ora in locale, la posso fare anche in teleservice attraverso questo router che è integrato e collegato a internet. Come vedete, tra l'altro, questi blocchi sono tutti volutamente programmati in linguaggio ladder, che quindi è un linguaggio molto intuitivo e facilmente comprensibile all'operatore. Anche questo sempre nell'ottica di agevolare quella che è la soluzione di eventuali problemi nel caso noi non fossimo disponibili subito per un collegamento. Praticamente il 90% del software della macchina è sviluppato in ladder, poi ci sono alcune sequenze che obbligatoriamente per poter dialogare con il PC sono state sviluppate in linguaggio strutturato, però comunque la parte che conta è quella che potenzialmente può essere oggetto di interesse del manutentore, è totalmente in ladder, è totalmente visibile, facilmente intuitivamente diagnosticabile. Bene, direi che possiamo passare al rinfresco. Sì, alle libagioni. Alle libagioni. Grazie.